virus è o è stato nel nostro corpo? A questa domanda rispondono tutti i test Covid, quelli diagnostici, il più affidabile resta il molecolare, e quelli sierologici che cercano la reazione negli anticorpi specifici. L'ultima frontiera per velocizzare il tracciamento dei positivi potrebbe essere anche il fai da te, ma il rischio di non fare il test correttamente c'è. Va evitato per non falsare la ricerca del virus. Bisognerà che sia spiegato adeguatamente, ma soprattutto che il risultato poi sia inserito nel sistema informatico del sistema sanitario regionale. Esiste il rischio di riammalarsi di Covid? Ci sono solo 4 casi descritti nella letteratura e sono casi in cui la reinfezione è avvenuta con ceppi diversi, filogeneticamente diversi. Faro puntato ora sui vaccini anti-Covid, sono 3 quelli arrivati all'ultima fase di sperimentazione, a prescindere dalle differenze, alcune certezze ci sono. L'immunità di gregge non si ottiene facendo circolare il virus, ma attraverso una vaccinazione che deve essere di massa estesa quanto più possibile. La fiducia nel vaccino è legata alla trasparenza sui dati scientifici e di ricerca. Sono assolutamente fiducioso nella trasparenza delle agenzie di regolamentazione e quindi quando ci sarà il vaccino con queste chiarezze che stiamo aspettando sia dalla comunità scientifica che dalle agenzie di regolamentazione, me lo farò certamente.